Tornano a Roma come 2 anni fa il presidente della Giunta Luca Zaia e il presidente del Consiglio Clodovaldo Ruffato. Con 31 voti a testa saranno loro a rappresentare la maggioranza del Consiglio del Veneto nell'elezione del nuovo presidente della Repubblica il 29 gennaio. Come rappresentante di minoranza invece è stato scelto il capogruppo del PD, Lucio Tiozzo, con 22 voti. Il governatore leghista affronta l'impegno con le idee chiare, soprattutto su ciò che il futuro presidente non dovrà essere, ovvero centralista e statalista. Ecco il candidato ideale. Una persona che crede nel federalismo, nell'autonomia, nel rispettare i territori e di non pensare che territori come il Veneto, che lasciano 21 miliardi di tasse ogni anno a Roma, siano da considerare periferia dell'impero per ingrassare Roma. I 31 voti raccolti da Zaia, secondo l'Italia dei Valori, sono un flop. Accusano il governatore di andare a votare il nuovo presidente della Repubblica Italiana pur facendo della campagna contro l'unità nazionale la propria bandiera. Qualche malumore gira anche sulla nomina di Ruffato, candidato dal nuovo centrodestra, mentre il PDL aveva proposto il suo capogruppo Cortelazzo. I posteri ricorderanno il tentativo di Maurizio Conte di candidare una donna, tentativo caduto miseramente nel vuoto. Per Ruffato, come per Zaia, questa dunque è una seconda volta. L'altra volta le regioni hanno inciso notevolmente perché sono state le prime ad andare a chiedere aiuto a Napolitano. Io credo che anche questa volta come rappresentanti istituzionali delle regioni ci faremo sicuramente valere. Dei 3 grandi elettori la novità al democratico Tiozzo. A Renzi chiede di scegliere una rosa di nomi che esca da un confronto ampio. Credo che il Presidente della Repubblica deve essere un Presidente che sa rappresentare la larga parte degli italiani, ma soprattutto un Presidente che sappia essere in equilibrio e in rapporto reale con la società italiana che vive una fase molto delicata.